e che ormai non si vede perché dovrebbe sopravvivere ancora questa specialità, io credo che la specialità invece abbia una sua ragione d'essere, la specialità di tutte le regioni speciali e in particolar modo la specialità della regione siciliana, specialissima fra tutte le specialità. Se voi ci fate caso, nell'articolo originario della Costituzione, quello del 1948, che è l'articolo 116, che poi è stato cambiato, la regione siciliana nell'elenco delle regioni speciali è messa al primo posto, cioè non sono messe in ordine alfabetico. Dice l'articolo 116, testo originario, Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Valle d'Aosta, al primo posto perché la Sicilia è stata la prima ad avere l'autonomia nel tempo, nel 1946. Al primo posto perché lo Statuto siciliano è stato il più ampio fra tutti gli statuti di autonomia. Al primo posto perché la Sicilia è la più grande come territorio delle regioni autonome, al primo posto ancora perché la Sicilia è di gran lunga la più popolosa di tutte le regioni autonome, come ben si sa la popolazione delle regioni di autonomia speciale, volevo dire naturalmente, mi correggo, come ben si sa la popolazione della Sicilia supera largamente la somma delle popolazioni delle altre 4 regioni a statuto speciale. Quindi la regione siciliana al primo posto come specialissima come autonomia. Con la riforma del 2001 non è questo il punto naturalmente, ma resta il fatto che nel nuovo testo dell'articolo 116 le regioni a statuto speciale sono messe in ordine alfabetico. Forse sarà anche giusto, comunque dà l'idea un po' che si comincia anche a guardare all'autonomia alle autonomie speciali in una maniera diversa. Ma